Cresce la preoccupazione delle categorie economiche venete per i possibili dazi imposti da Trump ai prodotti europei. Nel giorno del giuramento del nuovo presidente americano, la premier Meloni a Washington cerca una mediazione. È attesa ora la decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata, udienza di 2 ore a porte chiuse e poi la Camera di Consiglio. Ennesima aggressione al personale sanitario all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Un'infermiera è stata aggredita da un paziente durante una visita al pronto soccorso. Entra in un negozio del centro di Bassano e rivela alla commessa di aver appena ucciso la moglie, ma era solo un brutto scherzo, denunciato un 43enne vicentino. Doppio blackout in mattinata a Padova e Treviso, il primo per un problema all'alta tensione, il secondo per l'incendio di una centralina, attività ferme e disagi negli uffici e la viabilità. Nuovo focolaio di influenza aviaria accertato a Vigasio in provincia di Verona, l'allevamento di 800.000 galline e ovaiole, salgono così a 24 i casi in Veneto. Emicrania, una patologia che può essere invalidante, 530.000 veneti ne soffrono, la regione ha avviato un progetto per migliorare i percorsi di cura. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Come tra politica e economia è la nostra apertura, proprio mentre in questi minuti sta continuando il discorso ufficiale di insediamento di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, e sta dicendo, sostanza, ritorna, anzi inizia l'età dell'oro per l'America. Ebbene, cresce intanto in queste ore la preoccupazione delle categorie economiche venete per i possibili dazi imposti da Trump e annunciati già da mesi, dazi ai prodotti europei. Nel giorno del giuramento del nuovo presidente americano, la premier Giorgia Meloni è proprio a Washington in cerca di una mediazione anche su questo fronte. Sentiamo. Alle 18 ore italiane è iniziato ufficialmente il secondo mandato di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, presente al giuramento, spostato all'interno di Capitol Hill a causa del freddo intenso di queste ore, insieme a diversi ex presidenti americani e rappresentanti di paesi da tutto il mondo, la premier Giorgia Meloni, unica leader europea a Washington. La sua presenza non solo una semplice formalità, ma una sorta di missione per trovare un canale di dialogo sui dazi per i prodotti europei annunciati già in campagna elettorale dal tycoon. Una prospettiva che preoccupa le categorie. Confartigianato Imprese e Marca Trevigiana teme in una frenata dell'export della provincia trevigiana, al 13° posto in Italia e seconda in Veneto per le esportazioni negli USA. Nei primi 9 mesi del 2024 il suo export è cresciuto di 29 milioni, pari al 3,1% in più. Dello stesso periodo il Veneto ha invece perso il 4,8% dell'export a stelle e strisce, che resta il terzo mercato regionale. La Presidente del Consiglio, che prima della partenza per l'America aveva avuto un confronto con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, in un momento di pausa tra le varie celebrazioni della giornata, ha avuto un colloquio con Trump, al centro proprio la questione dazi. Mi auguro che così non sia, mi auguro che si possa lavorare per evitare una politica di questo genere che rischierebbe davvero, penso alle nostre aziende medie e piccole, di dare un colpo molto pesante. Mi auguro davvero che la Presidente Meloni, che è l'unica esponente che è stata invitata europea ed è lì oggi a Washington, sappia far valere gli interessi italiani. Ecco, prima gli italiani, prima i veneti, prima di altri, ecco, forse è bene ricordarcelo. Certo invece del ruolo che potrà avere la premier Meloni da qui ai prossimi mesi con Trump, il presidente della 9ª commissione permanente al Senato, Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Luca De Carlo. Qualcuno dimentica però che il governo Biden 2 miliardi di dazi all'Italia li ha già messi, quindi partiamo già da quella base. Credo che il rapporto proficuo che ci sia tra l'Italia e il suo Presidente del Consiglio e Trump ci aiuterà anche in questo caso a non avere un effetto negativo sull'economia italiana. Io sono molto fiducioso. Intanto altre frasi di Trump: declino dell'America è finito, ha detto, inizia con me l'età dell'oro, stop al Green Deal. Questa è un'altra frase importante di Donald Trump che avrà i suoi effetti in Europa. Stop al Green Deal, deporterò milioni di migranti. Queste alcune delle prime frasi di Trump
rieletto di fatto dopo la parentesi Biden come 47esimo Presidente degli Stati Uniti. Restiamo invece sulla politica, ma la politica di casa nostra. I giudici della Corte Costituzionale sono riuniti a porte chiuse da ore entro la tarda serata, ma c'è tempo, fino al 10 febbraio dovrebbe arrivare il verdetto sul referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia, pronuncia particolarmente, come sappiamo, attesa in Veneto, dove peraltro da giorni si registrano pesantissime tensioni tra alleati nel centrodestra. La legge Calderoli era stata promulgata all'inizio della scorsa estate e poi a settembre la consegna delle firme per la sua abrogazione, circa 1.300.000. Se la Corte Costituzionale darà l'ok al referendum, si avvia il corso del processo referendario, ovvero il voto popolare, in un giorno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025. Se invece la Corte dovesse dire no al referendum, rimarrebbe in campo l'eventuale intervento parlamentare, come già accaduto negli scorsi mesi. Allora cercheremo di capire se riusciremo a darvi la notizia della decisione della consulta, se non in questo telegiornale, almeno negli altri telegiornali. Sicuramente e probabilmente, se sarà questa sera, ve lo racconteremo a Ring. Sono già più di 36.000 le firme che hanno aderito alla petizione per riportare a casa il cooperante 35enne del Lido Trentini, detenuto in Venezuela da 2 mesi, mentre proseguono le trattative per la sua liberazione. Libertà e diritti per Alberto. Mentre proseguono in via riservata i contatti per arrivare a una rapida soluzione, continua la mobilitazione per chiedere la liberazione del cooperante 45enne del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre mentre partecipava a una missione umanitaria con una ONG. La petizione lanciata sulla piattaforma online change.org domenica alle 18:40 aveva già raggiunto oltre 36.000 adesioni per chiedere che Alberto possa tornare a casa. L'obiettivo è raggiungere quota 50. Cari amici, oggi vi parlo di una situazione che mi tocca nel profondo, si legge nella petizione. Alberto, un caro amico che conosco da più di 20 anni, è prigioniero in Venezuela, senza alcun contatto col mondo esterno. È stato arrestato, continua, mentre svolgeva il suo lavoro per un'organizzazione impegnata a portare aiuti a chi sta vivendo una grave crisi. Non solo sta affrontando un incubo personale, ma sta accadendo senza che neanche la sua famiglia possa avere notizie dirette. Chiediamo giustizia, la sua liberazione, chiediamo che qualcuno faccia luce su questa situazione terribile. Insieme possiamo fare la differenza. Una lettera è stata inviata anche a Papa Francesco, mentre il patriarca di Venezia, costantemente informato sulla vicenda, ha garantito la sua preghiera e la sua vicinanza alla famiglia. I carabinieri di Verona sono riusciti a individuare e arrestare in Paraguay un latitante italo-brasiliano di 45 anni ricercato dal settembre 2024 per violenza sessuale su minori. L'uomo si era rifugiato nel territorio della cosiddetta triple frontera, l'area di 3 confini lungo l'incrocio tra Argentina, Brasile e Paraguay, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi all'esecuzione della condanna. Tuttavia il 45enne è stato individuato e arrestato dalla polizia paraguayana, attivata dal Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno su segnalazione dei carabinieri di Verona. Il 45enne deve scontare la pena di 5 anni e 2 giorni per violenza sessuale su minore commessi a Verona nel giugno-luglio 2016. L'uomo è stato accompagnato nelle carceri paraguayane, dove rimarrà in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità italiane, che potrà avvenire nelle prossime settimane. Ancora un episodio di violenza nei confronti di una donna accaduto a San Giorgio in Bosco, una 38enne sequestrata e picchiata dal suo ex fidanzato. Non si rassegnava alla fine della storia e così ha sequestrato, picchiato e minacciato di morte la sua ex fidanzata. Fortunatamente la donna, una 38enne di Vigonza, approfittando della momentanea assenza del suo aguzzino, è riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme. L'ennesimo episodio di violenza di genere è avvenuto a San Giorgio in Bosco, in un mini appartamento di un agriturismo nelle campagne. In manette un 39enne di Piave di Sacco, già noto alle forze dell'ordine. È stato arrestato per atti persecutori,
rapina e lesioni personali aggravate a danno dell'ex fidanzata. La donna è stata tirata con una scusa nell'agriturismo dell'Alta Padovana, dove il 39enne alloggiava da una quindicina di giorni. L'uomo l'ha minacciata con un coltello da cucina, legata ai polsi e piedi con una cavigliera da palestra, e poi si è allontanato chiudendo la chiave in una stanza e portandole via il cellulare. La vittima però è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto allertando i clienti dell'agriturismo che hanno chiamato i carabinieri. La 38enne è stata anche picchiata dall'uomo. I carabinieri, quando l'hanno trovata tremante e sotto shock, hanno notato i segni delle percosse. La 38enne è stata portata in ospedale a Cittadella, mentre i militari hanno atteso il rientro del 39enne e lo hanno arrestato. Ancora nessuna novità sull'identità di chi abbia spedito al legale di Filippo Turetta Giovanni Caruso la busta con i 3 proiettili calibro 9 all'indomani della condanna all'ergastolo del 22enne di Torreglia. Non è stata trovata alcuna impronta utile, ma l'indagine continua attraverso l'analisi delle telecamere della zona, ma anche con gli approfondimenti sulle capacità esplodenti dei 3 proiettili, ciascuno dei quali era inserito in un foro ritagliato su un cartoncino, a sua volta avvolto da un foglio di carta. Una delle ipotesi è che possono essere stati fatti a mano e che la busta sia stata recapitata direttamente nello studio di Caruso. Una storia incredibile che viene da Bassano del Grappa, entra in un negozio del centro della città e rivela di aver appena ucciso la moglie, ma era soltanto, pensate, un brutto scherzo. Va in un negozio e racconta di aver appena ucciso la moglie. La commessa si spaventa e chiama i carabinieri che accorrono sul posto. Poi si scopre che era solo uno scherzo di pessimo gusto. Ma per un uomo di Bassano del Grappa è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme. La vicenda è andata in scena qualche giorno fa in un negozio del centro storico, dove un cliente si è presentato alla commessa raccontando di avere quasi perso la voce in un furioso litigio con la compagna. Litigio finito con l'uccisione della moglie. La dipendente del negozio si è spaventata moltissimo e ha subito chiamato il 112, quindi una pattuglia della radiomobile bassanese è accorsa sul posto, trovando l'uomo ancora nell'esercizio commerciale. Il 43enne è stato preso in consegna e ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. L'avrebbe detto anche alla commessa, concludendo la sua confidenza con la frase «sto scherzando», che però non ha convinto affatto la donna. In ogni caso, i militari hanno dato il via alle verifiche del caso assieme al personale della sezione operativa, scoprendo che le dichiarazioni erano del tutto false. Insomma, solo un brutto scherzo, peccato che sul tema della violenza delle donne non ci sia niente da ridere. Serve un presidio H24 per la sicurezza dei sanitari e la reazione evidente dopo l'ennesima aggressione subita all'ospedale San Bortolo di Vicenza. È stato arrestato l'italiano di 59 anni che ieri mattina ha aggredito andando in escandescenza i sanitari del pronto soccorso di Vicenza perché, a suo dire, al termine di una visita le cure e le diagnosi ricevute non sarebbero state coerenti col suo stato di salute. Attualmente l'uomo è ristretto in una delle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida, una misura restrittiva inedita per Vicenza che soddisfa il personale infermieristico. Qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. A farne le spese più gravemente un'infermiera percossa e raggiunta da un violento pugno, immediatamente è stata soccorsa dai colleghi. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere il servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica, perché ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. L'ennesima aggressione in sanitaria ha però riportato alla ribalta alla cronaca il fenomeno. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti è stato predisposto un presidio di vigilanza privata, ma non basta. In Consiglio Comunale è prevista la discussione del ripristino H24 anche della Polizia di Stato, attualmente presente solo in alcune fasce orarie settimanali. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega
collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza. Penso che sia la base. Un corso di bengalese in una scuola mestrina accende la polemica politica. Il corso di bengalese non sa da fare. È polemica sull'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Statale Giulio Cesare di Mestre, che farà partire in via sperimentale il corso in orario extrascolastico dedicato ai bimbi stranieri nati in Italia, con l'intento di mantenere viva la loro madrelingua, ma aperto anche agli italiani. Idea non condivisa dall'eurodeputata leghista ex sindaco di Monfalcone, già nota per prese di posizione analoghe. Io conosco le famiglie bengalesi e stanno in comunità molto chiuse, comunità che pretendono di portare la realtà del Bangladesh in Italia. È molto importante che si capisca che l'integrazione non è cedere centimetri, metri, chilometri verso chi arriva, ma è proporre un modello di valori, un modello italiano, un modello occidentale, affinché queste persone decidano di apprezzarlo. È l'italiano che va imparato, perché fare un corso di lingua bengalese è un altro passo verso la sottomissione. Noi dobbiamo dire a chi arriva in maniera chiara che quando si ospita qualcuno in questo paese, chi arriva per fare integrazione deve poter apprezzare, deve conoscere l'Italia, il Veneto, Venezia, il Friuli Venezia Giulia, e quindi soprattutto nei confronti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie bengalesi, questo va sottolineato. Ma la comunità bengalese replica lanciando anche un messaggio all'eurodeputata. È una cosa interessante perché se un ragazzo con origini bengalesi che è cittadino italiano vuole imparare la sua lingua d'origine, di madrelingua, può imparare, non c'è niente di male. Io penso che questa cosa sia un arricchimento, non una specie di non integrazione, assolutamente no. Se la eurodeputata Cinst vuole parlare, noi siamo ben disposti a dialogare, però non deve essere un dialogo unidirezionale che lei ci parla e basta. Deve essere un dialogo bidirezionale che lei ci parla, noi l'ascoltiamo e vogliamo parlare anche noi e dire le nostre cose. Però bisogna dialogare, perché senza dialogo non si va da nessuna parte. Un polverone sollevato per nulla, commenta invece l'assessore comunale Besio, che spiega. Rafforzare le radici della propria comunità d'origine in termini di lingua, scrittura e grammatica non significa necessariamente andare in controtendenza o in contrapposizione con l'integrazione, a patto che la voglia di integrarsi ci sia ben inteso e sempre convinta che la prima integrazione debba restare la conoscenza e il rispetto e la condivisione della lingua, della storia e delle regole del paese che ti accoglie, su cui continueremo a vigilare e comunque a sollecitare tutti i soggetti preposti all'educazione. Venezia in questo senso è da sempre inclusiva, l'attività multiculturale è quotidianità nelle nostre scuole e l'amministrazione comunale realizza tantissime attività, perciò questa iniziativa benissimo, se è un'iniziativa che aggiunge, non toglie né si sostituisce. Un nuovo focolaio di influenza aviaria è stato accertato nel fine settimana a Vigasio, siamo in provincia di Verona, in un allevamento di 800.000 galline e ovaiole. Il nuovo episodio porta a 18 il numero di focolai sul territorio italiano dall'inizio dell'anno e a 53 dall'inizio della stagione dell'influenza a ottobre. 23 in Veneto, 22 in Lombardia, 6 in Emilia-Romagna, 2 in Friuli Venezia Giulia. I dati sono stati presentati nel corso dell'incontro con le aziende avicole regionali convocato da Confagricoltura Veneto nella sede della provincia di Padova. Dal Bignasico il virus si modifica, circola in nuove aree come il Trevigiano, sinora poco a rischio, con nuovi uccelli volatili infetti che lo propagano come gli ibis e gli aironi, riuscendo anche ad adattarsi ad ambienti diversi da quelli accertati finora, ha spiegato Calogero Terregino, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Questa situazione pone un punto di domanda sulle misure di biosicurezza che potrebbero non essere più sufficienti, rilancia l'opportunità dell'adozione di un vaccino. Blackout diffuso questa mattina a Padova, dove si sono registrati importanti problemi alla rete elettrica. Il disguido sarebbe legato a un problema all'alta tensione registrato da Terna, operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica. È iniziato alle 11:15, interessando da parte del centro storico, l'area della stazione ferroviaria
e della Prima Arcella e la zona della Fiera del quartiere Stanga. Molte aziende, negozi e anche il Tribunale di Padova hanno dovuto momentaneamente sospendere le attività, semafori spenti anche temporaneamente. La corrente è tornata alle 11:45. Disagi e paura poi anche nel centro di Treviso, dove invece ha preso fuoco una centralina. Evacuata una palazzina per la presenza di monossido causato dal fumo scaturito dal principio di incendio, rimaste al buio alcune attività, tra cui il comune. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, domando l'incendio e mettendo in sicurezza i locali interessati dal fumo. Parliamo di sanità con l'emicrania, che è una patologia anche invalidante. Molti veneti ne soffrono. La Regione ha avviato un progetto per migliorare i percorsi di cura. Il 3% dei veneti soffre di emicrania cronica, ovvero passa più tempo con il mal di testa che senza. Per spiegarle in numeri, ne soffre almeno 15 giorni al mese. Ad essere colpito è soprattutto la donna, con un rapporto di 3:1 rispetto all'uomo, tra i 18 e i 45 anni, dunque in età produttiva. E in parecchi casi il mal di testa provoca limiti evidenti a tutte le attività quotidiane. La Regione Veneto ha così portato avanti in questi anni un progetto per far emergere il sommerso e ottimizzare la presa in carico dei pazienti. Il progetto, a partire dal 22 gennaio, entra nella fase esecutiva e verrà approfondito in un convegno al MUSME di Padova. I pazienti sono tanti, purtroppo sono tanti quelli che non sanno di avere questo problema in maniera rilevante. I nostri ambulatori sono tutti pieni di sicuro, ma quello che succede in realtà è anche che le persone vivono una quotidianità di sofferenza, vivono una quotidianità difficile e se vogliamo proprio parlare di numeri, siccome l'emicrania a grandi linee colpisce l'11% della popolazione e colpisce soprattutto la fascia in età produttiva, quindi diciamo la fascia centrale e in particolar modo il genere femminile, abbiamo più di 500.000 di persone in Veneto che può essere paziente emicranico. Tra Padova e provincia circa 108.000 persone soffrono di mal di testa, a livello Veneto sono circa 530.000. Non tutti però sanno di avere questa patologia e sono a conoscenza di percorsi di cure. Una patologia che se non viene curata può essere in alcuni casi invalidante per chi ne soffre. La politica dopo anni l'ha riconosciuta come una malattia sociale e grazie ai fondi anche la Regione Veneto ha avviato un progetto per sensibilizzare tutte le categorie coinvolte, compresi medici e farmacisti, per garantire percorsi di cura e terapie migliori. Vi lascio al meteo e poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci.